Stop all'escalation militare. A scandire questo slogan comune sono scesi in strada i cittadini che chiedono di fermare la guerra e fermare la NATO. Lo hanno fatto in altre 3 città italiane oltre a Vicenza: Palermo, Brescia e Ghedi. In queste città simbolo, ovviamente, perché a Palermo c'è anche il movimento No Mus, la Sicilia è la regione di Sigonella dove partono le navi da guerra, a Pisa c'è un progetto di ampliamento delle basi militari, così come a Ghedi e Brescia. Vicenza ovviamente non serve ricordarlo quanto è centro nevralgico dell'intelligence NATO e con forte presenza di basi di militari dell'alleanza NATO, che noi riteniamo corresponsabili sicuramente di tutte le tensioni e di tutte le guerre che stanno drammaticamente degenerando in questo momento nel mondo. Una cinquantina i partecipanti a Vicenza che hanno manifestato pacificamente fino alla fine a poca distanza dalla sede del Coespu, secondo le direttive impartite dal Questore. È stata organizzata seguendo le prescrizioni che ho dato e a seguito proprio di quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica e di quanto è indicato nelle direttive del Ministero dell'Interno. Questo proprio per consentire da un lato che l'istituzione, appunto le istituzioni della caserma Chinotto potessero svolgere le loro attività istituzionali senza problemi e dall'altro consentire a chi vuole manifestare in maniera pacifica di esprimere le proprie idee. Tra le diverse anime dei pacifisti è sceso in campo a protestare anche il sindacato CUB. Noi stiamo subendo sulla nostra pelle il taglio dei salari, il taglio della sanità, il taglio dello stato sociale, il taglio delle pensioni. Di contro abbiamo un caro vita che è aumentato a dismisura, prezzi del carburante, prezzi per i beni di prima necessità, le case che sono ormai diventate introvabili. Abbiamo necessità di una politica di pace e di fermare subito queste guerre aggressive che alimentano i guadagni solamente di poche elite a danno di tutte intere popolazioni di questi paesi aggrediti.